potevamo inaugurarla prima della campagna elettorale, durante la campagna, per mia scelta, lo dico, ho deciso io di non farlo, per evitare polemiche, perché la Pedemontana ha bisogno anche di serenità. E io non ho bisogno... Cioè poteva farlo prima del 26 maggio? Sì, assolutamente sì, potevo farlo prima dell'inizio della campagna, durante la campagna. L'ha evitato che sarebbe stato un segnale, anche oggi lo è stato, no? Un po' contro il Movimento 5 Stelle, che tra l'altro non era ovviamente io ho presente. evitato perché qualcuno non dicesse che facciamo l'inaugurazione per cercare voti. I voti ne abbiamo presi lo stesso tantissimi, ringrazio i Veneti per la fiducia, perché il Veneto è stata la prima regione d'Italia, e lo abbiamo fatto senza inaugurare la Pedemontana. Magari qualcuno avrebbe detto che è il merito delle inaugurazioni fatte durante la campagna. E quindi il prossimo tratto quando? guardi, il prossimo tratto, entro fine anno, un altro bel tratto funzionale, dopodiché andremo molto... Possiamo dire quale, sì. No? Beh, quello Attaccato, successivo. Sì, saranno anche lì una decina di chilometri e dopo si va a correre fino a dicembre 2020 aprendola tutta, nel senso che apriremo pezzi. Consideri che abbiamo 36 comuni e 14 caselli, quindi vuol dire che noi abbiamo 13 lotti funzionali.